Un cesto di rose rosse e 2 parole, tuo Alberto, quasi a sigillare un amore finito troppo presto e nel peggiore dei modi. Ora Giulia Zandarina riposa qui nel cimitero di Salvarosa, 2 passi dall'ospedale San Giacomo, dove Alberto si trova ricoverato in chirurgia fuori pericolo di vita. Gli esami tossicologici hanno dato esito positivo, rilevando, seppure con valori contenuti, la presenza di cannabinoidi. Questo però non significa che il ragazzo fosse sotto effetto di stupefacenti al momento dell'incidente, quella tragica notte di Halloween. Tracce possono restare nell'organismo per settimane, anche più di un mese. Intanto le ceneri della ragazza sono state salutate con un'ultima straziante cerimonia con familiari e pochi intimi. È stato un momento di grande intimità, un momento di grande dolcezza anche, pur nella tragedia, ma è sempre in questo tentativo di guardare oltre e di dare sempre questo abbraccio che è importante. E l'abbraccio di Castelfranco è stato corale e continuerà a esserlo. Sabato prossimo, il 16, si terrà la tradizionale fiaccolata per le vittime della strada, ma quest'anno ci sarà un ricordo per Giulia, una lettera delle amiche. E anche lì cercheremo di dare speranza ai genitori che hanno perso i figli, ma anche di dire con forza che non si scherza con la vita, è il dono più grande che uno ha e la vita deve rimanere un dono per essere donato agli altri. Restano trincerati dietro il loro dolore i familiari, chiusi a San Floriano i balconi blu della casa della mamma di Giulia, Renata, mentre il papà di Alberto, Franco Antonello, preferisce non rilasciare dichiarazioni.